la politica e le istituzioni hanno una grandissima responsabilità nel traghettare la città, una comunità, verso una vera parità di genere. Per quanto riguarda la violenza maschile sulle donne abbiamo messo in campo delle risorse economiche importanti per il nostro centro antiviolenza Petra e il NAV, non agire violenza per uomini maltrattanti. Abbiamo poi dato il via ad una serie di incontri in tutti i quartieri della città per educare all'antiviolenza con il nostro centro di formazione sempre Petra, e poi ovviamente tutto un lavoro culturale sulla città grazie anche e soprattutto alle tantissime associazioni e realtà del territorio che si sono messe a disposizione per eventi, incontri, attività proprio riguardo questi temi. Appena siamo arrivati la prima cosa che abbiamo voluto fare riguarda il linguaggio, in particolare delle linee guida per l'utilizzo del genere nel linguaggio amministrativo, cosa che prima non c'era, e crediamo invece che sia proprio anche dal linguaggio che passa la parità di genere. E poi stiamo mettendo in campo il bilancio di genere che ci darà una fotografia precisa rispetto a quella che è la situazione delle donne in città, per poi capire che tipo di politiche pubbliche mettere in campo. Tutto questo in un grande disegno collettivo convinto verso una vera parità di genere. Avere un festival del giornalismo come quello di Eraldo è importante per portare alla luce dei temi che nella vita di tutti i giorni non vengono trattati. È importante per riflettere, per dibattere, per dialogare, e credo anche sia una spinta importante per le istituzioni in particolare per puntare, per accorgersi di alcune tematiche su cui dovremmo riflettere e quindi implementare anche l'azione politica in città.